Et coi cavai all'anima. Alle la cunta d'un cavalluccio gris, sfianca e mairi ca scuntavo le custine. Alla via il cassiot ca smiava una butala, a tussia suit e a amnesia il fia curt penga ca bugiava un socu. All'era fervè, all'era ancora scur con la matin. Alla viu fallo sorti dalla stala e alla viu carialo in cima un camioncin tudrusnent che l'era subito partì, ambautianda sia da là. All'era montà su per la riva del Briccavagna e poi giù per destraiole di campagna fino ant la val, ant la curte ad una casina veia, con una staletta cita e bassa. Il casinè alla via d'urbì la porta e alla via tira fora una cavala mora, grande, grossa e ben piantà. Da giù doveva essere stata una gran bella cavala, ma adesso l'era sopra da 2 piote e alla via tribulà piuttosto a montense il camioncin. C'era con la signora, alla via di il caval gris alla cavala mora. Inciamo sisto e vengo d'arrivas. Midulina, e son la cadire alla via di e chila, intant che il camion partia. Dammi pure dal tì. E l'hai veduto che c'è sopra? A fa mal le piote? E l'hai un soco proprio mal buttà, alla via risponde Dolina. Un mal vei, curà, guarì e tornà. Da un paio di mesi let cosa utame fora una gola antanginui. Da ferma anfanen tan mal, ma quando tiro su e quanti arculo an fa vedere si vuole. Sisto alla via tu su un po'. L'aria umida della prima mattina era come un pugno antiei per i suoi polmoni. Dimmi un po', andò a chi cerde camporto? Beh, spero camporto da naudutur, alla via rispondi Achila. Col calacurame fino a ieri, alle magnarticioc, na testa gis. Neanche al me a dove essere una vulp. La settimana passata, quando la visitame, alla dit che lei i polmoni sfonda e il cuore a toc. Alla dit che per me hai magna meisina che serve a quei cose, ma l'hanno dit che meisina calè. Per un po' che ero staiciuto, poi i due, compagni di viaggi per forza, alla via torna a camminare a parlare di suo malheur. A sfasio forza, chiel a chila e chila a chiel, an grazie a cui che diso che è niente che porta amicizia come il divide insieme alle disgrazie. Al camioncin, dopo la piola della luna bianca, alla via piala provinciale. Dopo il punta della bialera, alla via gira dritta e all'era entra in una grossa court città, davanti a un cabanon bas, lungo e pieno di finestron. Non con al feudal blu, alla via fait calè giù dal camion i 2 cavalli e, prima Dolina e poi Sisto, alla via gruppaie tacca una bara su tanteppo. Un tipo con al feudal bianco alla via misura la temperatura a Sisto e Dolina alla via pensa che sparteisa con al pe bon. It las vedu, avevo subito a vedere come stuma. E Sisto alla via die che zi, ansupatan la biocca tut content. Da lì a un momento, tacca Sisto alla via gruppa naso. All'era una bestietta maira, da un marrone sporco come con le feuille marse, con una testa larga che smiava una paterla e 2 urie lunghe e basse che momenti ei pistava e 4 occhi citu. Proprio un gran brut bestin. E già, alla via subita Cabutun, nuiaso e l'uma vita lunga, ma alla fine arriva per tutti prima o poi. All'era restato un momento, come per pensare insieme da ben, e poi, vabbè,
maccas desbreio a tagliare nel col pica impresa. Sisto l'avia guardato da stort. Ma qua dis? L'avia chiamato pian pian a Dulinga. Ma chi l'avia ne rispondu? E cocchiel l'avia pinen parlà, facense un poc pin là per slontanese da cul gabbia de naso. In tutte le maniere, all'era mei nen de confidenza a una bestia vulgar come cula. Dall'altra parte della court arrivava i cri d'un crin che si dibattian tant che lo portavano drinta al cabanon. Drolo, l'avia dit l'aso, come a parlare sa mac per chiel. I cardia che i crin ai feisu fora tutti in casina. Dulinga un bel moment, l'avia ducialo proprio malamente. Ti deve essere tut fol, l'avia die. E ti deve essere tutta balenga, l'avia risponduto l'aso. Ma sta ciuto, boric de naso. Sisto, a podia nen credere che una bestia inferior a podeisa parlare a una cavala in quella maniera. A tasmia nen chi deve portare un po' più di rispetto, madama? Boh, pensela un po' come chi vuole, tanto ormai. Sisto all'era diventa scur come la notte. All'era il cavallo d'un cartonè e l'avia veduto varie volte a Masset Crin, in giro per le casine. Quaidun meure l'avia fin a portare l'ucchiel in sal cartone a suo padron. Ma diau, possibile che un cavallo i tagliai sul col come un crin? No, podia pa essere. Dulinga l'avia ragione, culaso all'era tut fol. Quella brutta testassa ai servia mac per tenere suiurie, e drinta dovia avere mac qualche muscun. All'era mac un fabioc. Intanto che pensava in sa maniera, l'avia sentito vacche crie forte drinta al cabanon, e sti cri, oltre che feie un bel arsaut, l'avia faie drisse tutta la plissa. Subito dopo, ero sentito set colp, come se lei sparà. E dopo ogni colpa sentia come se fossero battaglie in sac pieno di patate. Dopo le oache a tocca a noi, l'avia dit l'aso. Averia dit che i cosdaut, quando che dalla portina lì da fianco all'era sortia in un net vestito rosa, con un cutela in man e un faudal bianca di gomma, tutta sbrinciata rosa. L'omnetta l'era tirata sul faudal e pusa il cutela insieme a un taburet lì tacà, l'era buttata a pissè contro la muraia, lasciando la portina aperta. Sisto, che l'era proprio lì davanti, l'avia veduto una gran sala con le muraie bianche tutte spurcate maceruse. Era una vacca cugià per terra con un uomo lì dausin che gli infilava un cutela in tal col. Ma allora, tut corrus e sta spösa, all'era sang. Sisto all'era bella imbaià. L'ursia un maso, appiurava disperato. Ma perché aveva una sene? Per mangiare, no? L'avia risponduto l'aso. Io mo fan parei, son come i leu. Dopo una decina di minuti di terrore, l'avia fatto intrendere in tal cavallo, che s'ampuntava e sdibattia criando come un cornaias. L'avia dovuto tirare in tre e tribulando nem poco. Dulinga subito dopo, intanto che cercava da scappare, all'era intrapiase, all'era rubata per terra, sciapanze quasi in ginui, e all'avio tirata drinta bele cugians la schina, pinem buona bugese. Neanche al tempo da pensare insieme, e ero tutti e due pendù con la gola tagliata. Tut finì parei, ma che? A metà tra cielo e terra, ai capita delle volte drobe da nen cerde, specialmente ant le faule, che chi cai conta a per l'inventeselo un cavel. Ancusta, i due cavalli pena mort, a son truasse a galegge per aria, anzura di due corpi pendù ant il cabanon. A son guardasse stupì per un momento. Ma poi all'an capì che quei due corpi
a podio fene franca meno, che adesso sentiu molto ben più libero e leggero, senza tutti quei dolori e fastidi. Astasio per volesne via tutti contenti, proprio intanto che dalla porta entrava l'umnet vestito rosa con l'aso. Gran bel tipo col burric. Amnesianans con la testa alta, orecchie dritte in su, con pas tranquil e sicuro. Asmiava che fussa alla fera San Roc, quando che tutta imbardà a fazia la processione per il paese tirando il carret del sant. A un vero esempio ad quella dignità che i cavai, belle nobili e superior come cascherdio da esse, alla vionen mostra neanche una frisa. E andat che pensavo che alla fin i burrica ero loro, accurio già per ampra verde trifei, vers la luce.